gente. Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 252 e Radio DAB. Ospite di oggi a Qui Europarlamento l'onorevole Anna Cisint, ex sindaco di Monfalcone, vice segretario regionale del Friuli ed europarlamentare Lega. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, partiamo subito col tema della cittadinanza facile e del referendum. È la notizia di oggi che secondo l'Istituto Cattaneo il 15-20% degli elettori del PD è contrario alla cittadinanza. Considerando anche che non è andata a votare il 70% degli italiani, come la considera l'esito di questo assurdo referendum che c'è stato? Allora, intanto due cose. La prima, che i cittadini hanno dimostrato una volta di più che non sono fessi, non sono andati a votare. Questo non andare a votare non è astensionismo, ma è non voglio essere preso in giro, e quindi è equivalente a dire io sono per il no. Se sommiamo a questo no, che appunto rappresenta il 70%, la scelta di votare no di quelli che sono andati e che hanno detto per la cittadinanza siamo già a maglie troppo larghe, in realtà la situazione è chiarissima. Da sindaco, ma anche ad oggi proprio nelle occasioni in cui comunque parli con i cittadini, ti accorgi che c'è una presa di posizione di consapevolezza molto forte su questo. La cittadinanza oggi in Italia ha delle regole che consentono di diventare cittadini italiani, infatti i numeri lo dimostrano, in maniera molto semplice e anche, diciamo, abbastanza a maglie larghe. I cittadini si accorgono però che molti cittadini italiani non hanno le caratteristiche che noi vorremmo, cioè l'amore per il nostro paese, ad esempio, no? Io da sindaco ho dovuto fare cittadinanze a persone, a donne islamiche extracomunitarie che non sapevano una parola di italiano. Mi chiedo come in certi casi si possa sostenere che i cittadini italiani dicano o diciamo si comportino non nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano. Quindi il referendum ha detto che l'80%, l'85% degli italiani non ne vuole sapere di modifiche e di agevolazioni su questo. I salotti, i media di sinistra sembra che orientino verso un'altra strada, ma la verità è un'altra, è che tutti noi siamo consapevoli che dare ancora armi, perché poi tra l'altro i diritti comunque ci sono anche per chi arriva, diritti sanitari, diritti scolastici, ecco, dare ulteriori armi non sia assolutamente utile al futuro del nostro popolo. Aggiungo che la sinistra crede che gli extracomunitari, quando diventano cittadini italiani e quindi possono votare, votino a sinistra, ma non è così, perché anche lì la mia esperienza è che e soprattutto gli islamici, che sono una parte molto importante, preponderante dei nuovi cittadini italiani o di quelli che vorrebbero diventarlo, in realtà si organizzano diversamente. Il report francese lo dice, guardate che l'Islam radicale, che è una parte prevalente, ha obiettivi di governo, quindi la sinistra rimarrà delusa. A Monfalcone gli islamici hanno fatto una lista islamica, quindi neanche da questo punto di vista hanno ragione. L'altro giorno, domenica e lunedì, c'è stato quindi su questo tema della cittadinanza un doppio fallimento della sinistra. Non hanno raggiunto il quorum, perché il 30% non è stato astensionismo per il 70%, ma scelte di non andare a votare, perché i cittadini hanno capito qual era la vera finalità, e il doppio fallimento sta appunto anche nel fatto che quelli che sono andati a votare rispetto ai primi 4 referendum hanno detto guarda che della cittadinanza noi non ne vogliamo sapere. Anche gli stessi elettori di sinistra, che sono cittadini, che vedono cosa succede nelle città, che hanno paura dell'insicurezza, che si rendono conto che siamo anche troppo, tra virgolette, come dire, buoni e accettiamo situazioni che in altri paesi del mondo, mi riferisco a paesi non dell'Europa sicuramente, che in preda a questa follia invece hanno già regolamentato, pretendendo rispetto delle loro leggi, rispetto dei loro cittadini. Ecco, prima hai citato l'Islam e Monfalcone, no? Notizie di qualche giorno fa, il caso della chiesa marcigliana dove 4.000 musulmani
hanno invaso il santuario della Marcigliana di Monfalcone. Che cosa sta succedendo lì? Guarda, appunto, il numero, la percentuale così elevata di extracomunitari nelle città distrugge i tessuti sociali. Bisogna intervenire ancora in maniera più netta, perché quello che è successo a Monfalcone è semplicemente la spia, è quello che è già successo in questi ultimi anni, è la spia di quello che succederà ovunque. Quando hai una città dove percentuali così elevate si assestano, l'obiettivo che hanno è quello dell'imposizione della Sharia. Avviene in molte occasioni, questa è una di quelle. Nella giornata della festa del rito del sacrificio, sono stati autorizzati ad entrare nelle aree dei ricreatori cattolici. Questa è già una grande sofferenza. I cittadini hanno iniziato a mandarmi fotografie e a mandarmi messaggi alle 6 di mattina. È stato molto forte questo impatto, perché tu quando in un'area anche non tanto grande, dove fino a 5 giorni fa ci giocavano i bambini, gli scout, eccetera, a vedere 3.000, 4.000, migliaia di islamici, tutti maschi ovviamente, perché la donna è sottomessa e non può stare che nei recinti, e li vedi inginocchiati verso la Mecca, e che addirittura, come in questo caso, mettono un telo e coprono l'immagine di Cristo, anche no, era già successo, e l'avevo anche già denunciato, perché in un'occasione del Ramadan dell'anno scorso, in un altro oratorio era stata consentito l'utilizzo di questo oratorio per il Ramadan, e avevano già coperto il crocifisso. È inaccettabile, è intollerabile, anche secondo me è intollerabile che si arretri in questo modo, e per questo mi sono permessa, con molta educazione, molto rispetto, di scrivere al Papa. Sì. L'ho fatto anche sulla base della tanta angoscia e smarrimento che i cittadini mi hanno rappresentato, perché io penso che l'educazione e il rispetto debba però essere anche accompagnato dalla chiarezza su quello che vogliamo essere domani. In questo momento mi pare che arretri l'Occidente, che arretri anche una parte della Chiesa, e che avanzi in maniera così anche angosciante un Islam che ha fame di imposizione. Sono entrata in chiesa l'altro giorno, sono andata lì, chiamata appunto dai cittadini, a far togliere il telo dal Cristo, dall'immagine del Cristo, e contemporaneamente sono entrata, perché era adiacente, nella chiesa dove io tra l'altro ho battezzato i miei figli, mi sono sposata, si è sposato mio figlio a febbraio, quindi una chiesa importantissima per la nostra città. La chiesa era vuota. Ecco, allora io penso che dovremmo occuparci, forse la Chiesa, ecco, su questo, per questo mi sono permessa di scrivere al Papa, perché un indirizzo anche proprio di sopravvivenza e di valori, ecco, forse ne abbiamo bisogno, insomma. Certo. Andando in Europa, l'Unione Europea, un'ultima follia dell'Unione Europea è la lotta, diciamo, alla produzione vitivinicola italiana, no? C'è in ballo la nuova riforma sulla PAC. Che cosa sta succedendo in Europa? L'Europa purtroppo nei precedenti 5 anni ha fatto dei disastri incredibili, li ha fatti in qualsiasi settore, li ha fatti nell'automotive, lo sappiamo molto bene, sono migliaia i lavoratori che sono rimasti a casa. Poi la Germania vorrebbe recuperare con il riarmo per gli affari suoi quello che è abituata a fare, no? Quindi riconvertire, perché è in ginocchio, come ha messo in ginocchio tutti gli altri Paesi membri su questo. Ma il Green Deal ha creato grandi problemi ovunque, anche se non se ne parla tanto. Nel marittimo, io sono nella commissione TRAN, mi occupo per il gruppo dei Patriot, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, in virtù dei grandi principi democratici della sinistra e dei popolari, è relegato nel cordone sanitario, come se tutti i cittadini che ci hanno votato, e sono tantissimi, fossero degli ammalati e noi degli appestati, e ha generato problemi anche nel marittimo, con delle tasse incredibili, anacronistiche, che non risolvono poi niente, mai qualsiasi scelta sia stato fatto. E poi nell'agricoltura, nella pesca. Noi però devo dire che in questo quasi anno, come delegazione della Lega, abbiamo davvero affrontato dei temi, e qualcosa siamo veramente, nonostante quello che ho detto, riusciti ad ottenere.
le assurdità della Commissione europea targata von der Leyen le conosciamo. Lei dopo i 5 anni ha riproposto una commissione abbastanza fotocopia e avrebbe dovuto, quello che noi abbiamo chiesto, bloccare i provvedimenti peggiori, no? Tutti quelli appunto riferiti al Green Deal, cosa che non hanno avuto coraggio di fare, ma nel frattempo però qualcosina noi su questo siamo riusciti ad ottenere. Adesso lo dico. Sul vino però, sul vino come su altri temi, c'è un asse franco-tedesco che vorrebbe prevalere, e in questo ambito, ad esempio, la Francia, che sta vivendo un momento difficile per quanto riguarda il mercato del vino, perché la Spagna è più competitiva, avrebbe voluto addirittura imporre un prezzo minimo, come la Commissione europea avrebbe voluto, e siamo riusciti a bloccare, a non far utilizzare dei fitofarmaci, la dico semplice, dei fitofarmaci che però non hanno delle alternative nel mercato, come avrebbe voluto, e l'abbiamo bloccato, è stata una grande soddisfazione andare poi dagli agricoltori, dai produttori di vino nelle nostre regioni a dire: guardate che noi ci siamo stati e siamo riusciti a fare questo lavoro e abbiamo vinto su questo. Come ad esempio avrebbero voluto, nella loro follia, dire e fare applicare dei dazi, poi si lamentano di altri dazi, ma volevano applicare dei dazi perché secondo loro il vino era equivalente al problema, diciamo, che creava aspetti di cancerogità, quindi problemi di cancro, eccetera. Volevano scriverlo nelle etichette e quindi vietare o comunque dissuadere dall'utilizzo del vino, che è un prodotto che insomma rappresenta la nostra cultura, la nostra storia, un mercato importantissimo per l'Italia. Volevano far inserire nell'etichetta suggerire di non utilizzare, di non bere un bicchiere di vino, no? Che addirittura il medico ti dice: beviti un bicchiere di vino che ti fa bene a pranzo e a cena, perché si creano dei problemi di salute su questo. Quindi dal punto di vista, diciamo, dell'approccio che hanno, è un'Europa assolutamente che di Unione Europea, per cui è nata per creare un mercato unico, non ha niente. È un calderone di opportunità che si creano per taluni e di problemi per tutti gli altri paesi. Ne cito un altro. Ce lo dicono gli agricoltori: ma scusa, com'è possibile che il mercato dei Paesi membri sia svantaggiato da produttori di altri paesi esterni, la Cina, i pomodori ad esempio, no? Sì. Ecco, com'è possibile che tu, mentre metti delle regole molto rigide per i poveri 27 Paesi membri, però accetti che dai paesi diciamo esterni all'Unione Europea possano essere importati prodotti di beni che per nascere utilizzano quelle modalità che qui sono vietate. Quindi una serie di questioni incredibili, no? Che però devo dire, le nostre battaglie, ad esempio anche contro la diffusione dei cibi creati in laboratorio, sono andate a buon fine. Non se ne parla tanto perché purtroppo quando noi otteniamo i risultati, una certa stampa, un certo non lo dice, capito? E quindi questo magari non viene conosciuto, però in realtà abbiamo fatto delle operazioni importantissime, ottenendo anche dei risultati veramente di grandissimo rilievo. Ecco, quindi direi che da questo punto di vista la tutela del vino, la tutela dei prodotti agricoli, ma addirittura nel pesca, e chiudo perché potremmo fare veramente dei ragionamenti anche molto più approfonditi, ma è nuova questa cosa dell'altra settimana. Volevano vietare la pesca di un diciamo prodotto, insomma, nelle acque interne. Abbiamo fatto la richiesta di parere alla parte, diciamo, giuridica della Commissione europea, ci ha dato ragione, e quindi l'anguilla di cui volevano vietare la pesca nelle acque interne potrà essere pescata ancora nelle acque interne grazie a noi. In questo caso ho fatto io la richiesta
di parere e abbiamo vinto addirittura un parere tecnico. Tutte cose che purtroppo si sanno poco perché appunto ci censurano, perché siamo, come dicevo prima, in un cordone sanitario, ma lavoriamo bene anche con il gruppo dei Patriot e credo stiamo ottenendo grandi risultati nonostante la fatica che dobbiamo fare per questa approccio democratico che hanno. Bene, grazie ad Anna Cisinte per il suo contributo e per il lavoro in Europa. Noi vi auguriamo un buon proseguimento su Radio Libertà.